Un altro appuntamento con la rubrica A tu per tu con l'onorevole Gianluca Forcolin. Vediamo le novità nel servizio di Paola Martini. Onorevole Forcolin, la Lega è all'opposizione a livello nazionale, quindi gli appunti da fare al governo sono molteplici. Adesso mi pare che si stia discutendo alla Camera del decreto salva carceri, dice la ministra. O svuota carceri, come diciamo noi, perché di fatto riportiamo nel territorio nazionale qualche migliaio di delinquenti, anche delinquenti locali, che non faranno altro che andare a aggravare quella che è la situazione territoriale a cascata, quindi sui nostri comuni, come se non ce ne fosse bisogno, e quindi aggravare quello che è il compito delle nostre forze dell'ordine, della nostra polizia locale e, perché no, danneggiare ovviamente tutte le nostre famiglie che già hanno dei problemi economici importanti e quindi non hanno di sicuro bisogno di avere un aumento di delinquenza locale liberata da questo decreto. Ma lei ritiene che anche proprio per il nostro territorio ci sarà una ricaduta di questo tipo? È alto il livello di delinquenza? Beh, la delinquenza locale, quella minore, che oggi viene appunto detenuta agli arresti domiciliari per questo effetto, farà sì che appunto questi delinquenti locali, un dato statistico che poi non lo esprime la Lega ma lo esprimono i giudici, che 9 delinquenti o 9 comunque carcerati su 10 ritornati in libertà continuano a delinquere, per cui uno solo viene rieducato nella media nazionale. Quindi possiamo ben capire che in una situazione difficile dal punto di vista economico, quando si riesce a uscire per strada e non trovando le basi per una ricollocazione anche a livello lavorativo, è molto più semplice per loro adattarsi alla criminalità locale. Ma questi piccoli criminali, definiamoli così, che tipo di criminali si tratta? Quelli che hanno una pena inferiore ai 3 anni, una pena detentiva inferiore ai 3 anni, per alleviare appunto il discorso delle carceri e quindi dei detenuti in carcere, vengono riportati al fatto appunto della detenzione presso l'abitazione, che però questo non eviterà gli scippi, le fughe, quindi il non controllo sul territorio, quindi di fatto un maggior lavoro per quanto riguarda le nostre forze dell'ordine, che hanno già poche risorse e mezzi a disposizione. Ma detto questo, c'è anche una proposta positiva da parte del gruppo del leghista? La Lega ha preparato diversi emendamenti, 500 nella fattispecie, ma quelli più importanti sono sicuramente due. Uno che è quello riferito al fatto di poter lavorare presso l'ente locale attraverso l'associazionismo, attraverso le associazioni, diciamo, cooperative sociali in particolare, che possono far sì che questi detenuti vengano rieducati, riabilitati attraverso appunto dei lavori importanti presso i nostri comuni, i nostri enti locali, in modo da alleggerire anche quei servizi che appunto vengono svolti dai nostri operai. E secondo, visto che un altro dato è che il 70%, ossia 7 detenuti su 10 sono extracomunitari, si potenzino piuttosto le convenzioni internazionali col paese d'origine affinché questi possano scontare la propria pena nel paese d'origine e non qua in Italia, non nelle nostre carceri, dove costano, ricordiamolo, 250 euro al giorno dei nostri soldi, dei nostri risparmi a disposizione. Quindi penso che un pensionato, una famiglia oggi in difficoltà, sapere che deve spendere 250 euro per mantenere in carcere, senza lavorare, senza far nulla, un detenuto, sia veramente uno scandalo. Onorevole, passiamo adesso invece proprio al territorio e alla futura elezione, perché ci saranno le amministrative a maggio, non lo dimentichiamo, lei sarà comunque candidato sindaco naturalmente. Qual è il futuro che lei si prospetta per Musile? Ma io auspico un futuro per Musile di autonomia, intanto, di autonomia locale, nel senso che possiamo concordare con i nostri cittadini quello che è lo sviluppo e il programma futuro da portare a Musile, non solo infrastrutturale, viario, eccetera, ma anche ambientale, di un territorio e di un paese che con l'approvazione del PAT pochi giorni fa ha dato già un segnale di svolta e su come vuole costruire questo futuro di Musile. E come sarà questo futuro allora disegnato dal PAT? Un PAT molto semplice, fatto a misura d'uomo, una città ancora giardino che vuole guardare attraverso l'aumento non in quantità ma in qualità, e quindi con non massificazioni selvagge, non costruzioni a tutti i costi, ma aumento omogeneo del territorio e del centro e soprattutto delle frazioni, per una vitalità e una vivibilità che sia ancora a misura d'uomo. Bene, la ringraziamo sindaco e onorevole, e ne parleremo ancora soprattutto in vista delle prossime elezioni del futuro di Musile di Piave. Grazie a voi.